Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Siamo siciliani, italiani ed europei. Ieri è stato il 161esimo anniversario dell'Unità d'Italia, una buona occasione per ribadire che ci dichiariamo con orgoglio siciliani, italiani ed europei. Il nostro giornale si chiama La Nazione Siciliana. Nazione è termine diverso da Stato. Ci sentiamo nazione perché abbiamo una storia, un popolo, una lingua, un territorio e una cultura diversi da quelli del resto del territorio nazionale. Ma la nostra nazione è dentro lo Stato italiano e non abbiamo alcuna intenzione di rivendicare separatismi ormai antistorici e senza senso. Finché vige lo Statuto dell'autonomia, che va applicato con la massima determinazione, e finché l'Unione Europea sarà sempre più Europa dei popoli e darà valore ai territori, la nostra posizione non cambierà. Ci sentiamo italiani, ma anche quest'anno ci sentiamo liberi di fare la stessa domanda dell'anno scorso. Ma l'Italia ci considera italiani? Il PIL pro capite della Lombardia è di quasi 40.000 euro, il PIL pro capite della Sicilia non arriva a 18.000. Uno squilibrio enorme che grida vendetta e il cui riequilibrio dovrebbe rappresentare il primo punto di qualsiasi programma di governo e di qualsiasi parte politica. Ed è uguale se si parla di credito, di infrastrutture, di sostegno alle imprese, di dotazioni sociali come scuole, asili nido, edilizia scolastica, di occupazione in generale e poi femminile e giovanile, di spesa sanitaria e di qualsiasi altra questione. E si è mai tenuto conto degli svantaggi legati alla condizione di insularità? Non solo la mobilità, tutto è più complicato e più caro in un'isola. Il PNRR dovrebbe in qualche modo ristabilire un primissimo equilibrio, ma non basta. Ogni diseguaglianza ha bisogno di un riequilibrio e il rilancio del sud della Sicilia dovrebbero diventare le parole d'ordine di tutto il Paese. Con questo spirito affrontiamo ogni anno l'anniversario dell'Italia, con lo spirito di chi ama ma non è sicuro di essere riamato. Medaglia d'oro a Luca Parmitano, astronauta siciliano. Ieri a Palazzo Orleans Luca Parmitano, l'astronauta siciliano dell'Agenzia Spaziale Europea, ha ricevuto dal presidente della regione Nello Musumeci la medaglia d'oro al valore civile. È con grande senso di gratitudine e riconoscenza, ha detto il presidente Musumeci, che consegno il giusto riconoscimento a un'eccellenza siciliana che ha conquistato lo spazio. Questa terra ha bisogno di gente di valore per riscattarsi. A Luca Parmitano, con gratitudine e l'auspicio di nuovi traguardi spaziali, la medaglia d'oro al valor civile. Nel luglio del 2019 il presidente Musumeci aveva fatto avere al colonnello dell'aeronautica un gagliardetto della regione siciliana e Parmitano lo aveva esposto sulla plancia di comando della Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale e primo italiano a eseguire una passeggiata spaziale intorno alla Terra, ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento e ha voluto contraccambiare. Ha consegnato al presidente Musumeci il patch che per mesi è stato attaccato sulla propria tuta spaziale. Incontro Musumeci-Confindustria su conseguenze conflitto. La regione siciliana è pronta a intervenire per limitare le conseguenze economiche che il conflitto in corso in Europa sta già producendo sulle imprese dell'isola. Lo ha ribadito il presidente Nello Musumeci incontrando i vertici di Confindustria Sicilia. Non abbiamo avuto, ha detto Musumeci, neanche il tempo di uscire da 2 anni di pandemia che siamo entrati in economia di guerra. Come già fatto in passato e come riconosciuto anche dai vertici di Confindustria, il governo della regione continuerà a lavorare a favore del tessuto imprenditoriale. I rappresentanti delle imprese hanno evidenziato un esponenziale e insostenibile incremento del costo delle materie prime, la difficoltà nell'approvvigionamento, l'aumento degli oneri per la fornitura di energia e il rincaro del prezzo dei carburanti. Il governo Musumeci, tramite l'assessorato all'economia e con le iniziative degli assessorati alle infrastrutture e alle attività produttive, ha già stilato una sorta di decalogo di interventi che è possibile attivare nel breve e medio periodo. Primo fra tutti mobilitare tutte le risorse finanziarie disponibili, soprattutto extraregionali, per orientarle a favore della nuova crisi. Regione e Confindustria hanno concordato che le priorità riguardano la decontribuzione del costo del lavoro, la proroga della moratoria dei mutui e la revisione del preziario nel campo dei lavori pubblici. Musumeci, presidente galantuomo, e il tradimento di Miccichè.
Rotture, tradimenti, gelosie e soprattutto piccinerie. In questi giorni nella politica siciliana è successo davvero di tutto. La coalizione di centrodestra è esplosa. Forza Italia si è spaccata in due parti e contro Miccichè hanno preso posizione ben 3 assessori regionali su 4 e 7 deputati dell'Ars su 13 che contestano le posizioni assunte contro il governo regionale. E il presidente dell'Ars continua a dare la sensazione chiara di lavorare a una nuova maggioranza con il centro-sinistra. Nuova maggioranza che in aula ha toccato il suo punto più alto con l'emendamento sul blocco di tutte le nomine fino alle elezioni presentato dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, fedelissimo di Miccichè, insieme al PD e ai 5 Stelle. Con questo emendamento l'Ars vuole impedire al governo da subito e fino alle elezioni di novembre di effettuare qualunque nomina. Si tratta ovviamente di un tradimento di una parte di Forza Italia, quella che fa riferimento a Miccichè, nei confronti dell'intera coalizione. Ma Musumeci non protesterà mai contro questa norma e infatti ha già dichiarato di condividerla. Lo toglie dal compito più ingrato e imbarazzante per le sue convinzioni politiche, il compito cioè di dover arrivare a un tavolo di spartizione delle nomine con coloro che avrebbero tentato di ricattarlo ad ogni piè sospinto. L'emendamento si è quindi rivelato come uno straordinario regalo a Musumeci, presidente galantuomo, e al contempo è stata la prova provata dell'oggettivo tradimento di Miccichè e dei suoi nei confronti del centrodestra. E la responsabilità di ricucire non può che spettare ormai ai vertici nazionali. Rilanciare la tradizione delle tonnare in Sicilia. Ieri a Palazzo Orleans è stato presentato il progetto di rilancio delle tonnare e della pesca del tonno rosso. Erano presenti il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, l'assessore regionale alla pesca e Maurizio Scaglione, presidente dell'Accademia del Tonno Rosso. Vogliamo rilanciare l'antica secolare tradizione siciliana delle tonnare, ha detto il presidente Musumeci, che rischia di estinguersi e lo facciamo con una partnership tra la regione siciliana e l'Accademia del Tonno Rosso in Sicilia, siglando un patto di collaborazione per mantenere vive le tonnare, oggi luogo di archeologia industriale, dove il tonno veniva lavorato e poi esportato. Un'iniziativa che punta anche a ricordare i valori tradizionali del tonno e il valore della pesca sostenibile a tutela del nostro mare. In Sicilia ci sono oltre 80 aziende di trasformazione del pesce, con centinaia di lavoratori. Distretti del cibo, la proposta di Attiva Sicilia. La terza commissione dell'Ars ha approvato una risoluzione presentata da Angela Foti, vicepresidente dell'Assemblea e deputata regionale di Attiva Sicilia, per impegnare il governo regionale a cofinanziare i programmi presentati da 4 dei 7 distretti del cibo presenti in Sicilia. Il settore agricolo e le nostre filiere produttive, afferma la Foti, sono state particolarmente colpite prima dalla grave situazione sanitaria e successivamente dal rincaro dei costi derivanti dall'energia e dall'aumento delle materie prime. Ecco perché diventa fondamentale che il governo regionale dia tutto il sostegno possibile ai distretti del cibo. Per la Sicilia sono stati ammessi a finanziamento 4 programmi di investimento presentati dai soggetti proponenti: Biodistretto Borghi Sicani, Distretto del Cibo Sud-Est Siciliano, Rete Cibo Sicilia e Distretto Bioslow Pane e Olio, per un totale complessivo di 78 soggetti tra imprenditori agricoli, società agricole e consorzi aderenti. Contagi, i dati di ieri, sono 6.230 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri su un totale di quasi 41.000 tamponi effettuati. Il giorno precedente erano 6.000. Gli attuali positivi sono quasi 232.000 con un decremento di oltre 4.200 casi. I guariti sono 4.460, mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.814. Sul fronte ospedaliero sono 939 i ricoverati con 3 casi in meno. In terapia intensiva ci sono 65 persone, 3 in più rispetto al giorno precedente. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.